Guardami negli occhi e dimmi cosa vedi. Il culto della personalità. Conosco la tua rabbia, conosco i tuoi sogni. Sono tutto ciò che vuoi essere, sì. Sono il culto della personalità. Come Mussolini e Kennedy, il culto della personalità. Luci al neon, premi Nobel. Quando uno specchio parla, il riflesso mente. Ma tu non devi seguirmi, solo tu mi puoi liberare. Io vendo tutto ciò di cui hai bisogno. Sono la faccia sorridente in quella scatola magica che è il tuo televisore, perché sono il culto della personalità. Io ti sfrutto, ti prosciugo e tu mi ami ancora. Posso persino dirti che 1 più 1 fa 2, perché sono il culto della personalità. Come Stalin, come Gandhi, luci al neon, premi Nobel. Quando un leader parla, poi quel leader muore. Ma non devi seguirmi, solo tu puoi liberarti. Mi hai dato fortuna, mi hai dato fama, mi hai dato potere nel nome del tuo Dio. Sono qualunque persona che vuoi essere, perché io sono il culto della personalità. I Living Color, Cult of Personality. Grazie di cuore, mi fate sempre i complimenti per il mio modo di leggere o interpretare. Io ci provo, ragazzi, io ci provo. Comunque, complimentissimi a Mario, al nostro Mario, che al volo mi ha scritto proprio era epic. Poi, giustamente, umilmente lui dice sì, lo sapeva Shazam, non io. Comunque, complimenti per la ricerca, attivissimo, e grazie per il buona trasmissione, caro Mario. E grazie di nuovo anche a te 416 che appunto dici è un grande live, if you want blood you got it. Poi mi consiglia appunto Absolutely Live di Rod Stewart con ospiti finali Kim Carnes e Tina Turner. Assolutamente. Complimenti a te per la grande cultura musicale. Ma allora oggi iniziamo con Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, credo, e non vorrei sbagliarmi, anzi vorrei tanto sbagliarmi, vorrei che fosse ancora estate, è l'ultima puntata di settembre, l'ultimo martedì di settembre, e a me sinceramente manca già tanto l'estate. Comunque, prima parte del Bosco dei Sogni, tutta musicale, perché oggi abbiamo un cantautore con un album fresco di stampa, fresco d'uscita, con ben 11 brani inediti. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao Max, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Che piacere averti qui. Tu sei, tra le altre cose, padovano, ma non sei adesso arrivato proprio da Padova. No, io sono arrivato da Albarella. Io praticamente vivo 6 mesi a Padova e 6 mesi ad Albarella, dove faccio un altro lavoro. Oltre a fare il cantautore ho una gelateria artigianale e quindi è appena finita la stagione praticamente. Sempre di arte si parla, soprattutto quando si tratta del palato degli italiani, no? Ah sì, poi sai, a volte mentre faccio gelati mi viene in mente qualche idea per una canzone, quindi tutto aiuta, ecco. Quando si parla di arte tutto aiuta. Cantautore, mi hai detto tra l'altro una cosa bellissima. Di solito ci si appoggia per far nascere le canzoni, l'anima dei brani. Di solito uno strumento base è più la chitarra, magari chitarra acustica. Tu invece sei tutto di pianoforte, l'anima con cui arrivi ad avere la visione, la composizione di un brano è il pianoforte. Esatto. Sì, la chitarra non è mai stato il mio strumento, diciamo che non ho mai sentito questo feeling con la chitarra, anche se mi sarebbe piaciuto molto. Al pianoforte mi ci sono avvicinato in maniera spontanea, all'inizio una tastiera che avevo casualmente in casa, che non suonava nessuno, e ho iniziato a suonare a modo mio, anche in una maniera diciamo scorretta, che poi ho modificato col tempo, sto ancora modificando, perché non è facile modificare un'impostazione di 15 e più anni, soprattutto se è sbagliata. Però sono riuscito col tempo a scrivere canzoni e anche con questa impostazione sbagliata, e mi viene abbastanza, non posso dire abbastanza semplice, mi viene abbastanza naturale però. Benissimo, non lasciamoci trarre in inganno da questa impostazione tra virgolette sbagliata, perché l'album è stata incisa in maniera super sì, professionale, tant'è che se ne parla già anche su quotidiani non solo locali o anche in altre radio, ho visto. Sì, ho fatto anche una bella intervista con il Mattino di Padova. Adesso, comunque sì, ha avuto un buon riscontro e sono contento, anche perché è il mio primo album. Sì, nell'album non suono io il pianoforte, lo suona il mio produttore,
che è un bravissimo pianista invece, Nicola Albano, che saluto. Allora, una domanda importantissima a questo punto. Che cos'è per te? Che cosa significa per te la musica? La musica per me è tutto, è vita. Per me la musica è un'ancora di salvezza per ogni possibile momento negativo o anche una certificazione di un momento positivo. Si può riassumere in una frase che mi mette ancora i brividi, che mi hanno detto i miei genitori quando mi sono laureato, pensa a te. Loro mi hanno regalato una bellissima chitarra che purtroppo non sono molto bravo a suonare, però insieme alla chitarra c'era un biglietto che diceva: sta finendo una fase della tua vita, ne sta iniziando un'altra non meno interessante, anzi ancora più interessante, e il leitmotiv della tua vita precedente e di quella che sta per iniziare è sempre stato la musica, e non fartela sfuggire mai, perché ti sarà sempre d'aiuto anche nei momenti difficili. Ecco, questo riassume cos'è la musica per me. Questo significa anche avere poi la capacità di vivere una cosa nella bellezza, proprio la bellezza di questo viaggio a 360 gradi che è la musica per la tua anima, il significato che ha per la tua anima, che poi lo trasmetti anche agli altri. Questo arriva ascoltandoti, ma anche sentendoti parlare. Questa è la cosa più bella. Sei promosso qui al Bosco dei Sogni per essere al primo album, che sta già andando alla grande. Comunque dai, promosso anche qui. Naturalmente scherzo. Noi abbiamo una sorpresa per i nostri ascoltatori, perché è vero, è l'ultimo martedì del mese. Ciao estate, però inauguriamo di nuovo con la nuova stagione del Bosco dei Sogni, che è partita qui a settembre, grazie a te, grazie a Riccardo Ometto, la musica dal vivo. Oggi canti? Sì, io canto sempre volentieri, quindi sì. Ok, abbiamo le basi, perché io ho provato, cari ascoltatori, a chiedere al nostro Riccardo: ma portalo il pianoforte a coda, ci sta, non ha voluto. Era un po' complicato anche. Allora canterai sulle basi dell'album. Iniziamo intanto dicendo titolo dell'album. Il titolo è Babilonia giorno 1, e se mi permetti vorrei tirare fuori un aneddoto sul perché l'ho chiamato così, perché è la prima volta che lo dico. In tutte le altre interviste ho raccontato una delle due versioni per motivi di tempo anche, ma io vorrei anche dire che questo titolo non l'ho creato io, è un titolo di 15 anni fa, quando avevo un gruppo che si chiamava Monroe, in cui abbiamo fatto anche Sanremo Giovani online, abbiamo fatto un po' di cose, e c'era questa canzone, dovevamo scrivere un testo, e non so perché mio padre in quel momento lì ha provato anche lui a scrivere un testo, non l'ha mai fatto in vita sua. Il testo non era granché, però l'aveva chiamato Babilonia giorno 1. A tutti noi piaceva moltissimo questo titolo, e la produzione di allora ce l'ha bocciato, e quindi c'è sempre rimasto, ma non l'abbiamo mai usato, c'è sempre rimasto in testa. E anche in onore di questi ragazzi che hanno iniziato a suonare con me, e di mio padre che mi ha sempre supportato in questa mia avventura ormai abbastanza lunga, perché ho 39 anni, e ho voluto chiamare così l'album, oltre al fatto che poi era un titolo evocativo secondo me. Salutiamo allora tuo papà di nome? Walter, salutiamo Walter, e complimenti per la scelta del titolo. Grazie. So essere questo album un concept album che si sviluppa in ben 11 brani. Sì. Ti è risuonato il fatto che per te in apertura oggi ho messo Cult of Personality? Sì, certo, infatti ho apprezzato moltissimo, ma ti ho detto, è un'introduzione da brividi. Il protagonista di questo album io l'ho chiamato Mister Nessuno, perché volevo che chiunque potesse immedesimarsi nelle sue elucubrazioni, nei suoi dubbi, nella sua voglia di avventura, di vivere la vita, di scoprire sempre cose nuove. Io ho immaginato che lui potesse essere una specie di Cicerone o di Virgilio, e guidarci in questi 11 gironi danteschi, però molto personali per ognuno di noi, quindi molto psicologici. Ha un po' a che vedere anche con l'aspetto del vivere quotidiano, quindi sì, un certo tipo di disagio nell'uniformizzazione. È una cosa che mi spaventa abbastanza, nel senso che credo che sia sempre più difficile oggi trovare una propria identità, proprio perché siamo bersagliati da tantissimi impulsi e abbiamo tutto, però è più difficile trovare qualcosa di importante per noi. Allora, noi vedo che siamo tutti curiosi di iniziare a sentire questo nuovissimo album.
Quindi hai nominato Mister Nessuno? Partiamo cantandola dal vivo, Mister Nessuno, Riccardo Ometto. Si finge muto, non l'ho mai visto darsi tante ali, ride da solo su un pontile, sogna donne immaginari. Ora che è cresciuto non sapresti nemmeno più dargli un'età. Fuma sigari e beve rum cubano in grande quantità. Si dice in giro non abbia mai amato nessuno e che se lo ha fatto è stato in un giorno lontano in riva al mare e che un gabbiano gli abbia rubato il suo profumo e lo chiamavano Mister Nessuno, trovato in un cerchio di grano un mattino da un contadino ubriaco di vino. Gli disse: vengo da lontano, io vengo da lontano. Forse ambiva ad un presagio, un disegno divino, non ci si aspettava di vederlo prima adulto e di colpo bambino. La cosa grave, diceva, è che nessuno nota un fiore appassire. La cosa grave, pensava, è che nessuno nota un uomo morire. Si dice in giro non abbia mai amato nessuno e che se lo ha fatto è stato in un giorno lontano in riva al mare e che un gabbiano gli abbia rubato il suo profumo e lo chiamavano Mister Nessuno, trovato in un cerchio di grano un mattino da un contadino ubriaco di vino. Gli disse: io vengo da lontano, vengo da lontano, da lontano, oh, lontano. Oh, da da dan dan dan. Vengo da lontano. Vengo da lontano. Mister Nessuno, posso farti veramente di cuore i miei complimenti. Grazie È mille. bellissima. Grazie. Lì è anche merito dei musicisti. È stato veramente bello registrare questo album perché c'è stato un grande coinvolgimento, ognuno ha dato la sua parte e sono musicisti che diciamo hanno già una storia importante, perché è venuto Andrea Braido, è stato magico vederlo suonare la chitarra, è venuto Davide Pezzin che suona con Ligabue e poi ci sono altri nomi che magari sono meno altisonanti, però parliamo di persone che hanno fatto migliaia di concerti live. Luca Marini alla chitarra, ma anche all'armonica, al quattro venezuelano, abbiamo messo anche degli strumenti un po' particolari, alla batteria Gabriele Fassina, appunto al pianoforte, lo ricordavo prima, Nicola Albano, alle voci Cristiana Lirussi. Insomma, è stato veramente bello. Alle seconde voci, scusami. Riesci a dare un senso anche scanzonato, una velatura, una spolverata di ironia in un brano che a leggere come titolo uno si aspetterebbe un qualcosa di un po' solitario, di cupo, così, invece è molto scanzonato. E come uno dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo già per complimentarsi mi scrive, appunto perché
la base, ok, ma è stata cantata dal vivo. Il nostro Riccardo Ometto canta qui oggi dal vivo. C'è un che di Rino Gaetano, e l'ho sentito anch'io. Com'è sta storia? Perché io adoro Rino Gaetano. Prendo spunti, ispirazione da tantissimi musicisti, cantautori diversi, anche stranieri, però lui secondo me è qualcosa di più. A me è sempre piaciuto tanto, e casualmente quando mi sono avvicinato a lui, cioè nel senso alle sue canzoni, io già avevo un po' questo timbro qui. Poi conoscendo la sua musica forse l'ho accentuato anche inconsapevolmente, ma ascoltandolo tantissimo. Ma non è una cosa che fa pensare all'imitazione, è un qualcosa che ha un richiamo, ma che ci sta, è un qualcosa di piacevole, è solo un richiamo, una vibrazione, mettiamola così. Ti ringrazio e sono d'accordo, ascolto tantissima musica, io ne ho sempre ascoltata tanta, quindi ho talmente tanti punti di riferimento che probabilmente ho fatto un mix di tante cose. Infatti, e si sente. Allora, noi ne approfittiamo finché ti ho qua e sei pronto, bello carico a cantare. Tra l'altro sei irrefrenabile, perché mi hai detto che stai già approfittando del tempo nuovo che hai adesso per scrivere altri brani, ti stai portando avanti. Se tu chiedi a qualcuno qual è la cosa che gli piace di più fare, ognuno avrà una risposta diversa. La cosa che a me piace di più fare in assoluto è scrivere canzoni, quindi lo faccio indipendentemente, lo faccio perché mi fa stare bene. Guarda, c'è anche un nostro intenditore, collega, ascoltatore e intenditore, che è il nostro Filippo Dadolo, che dice: un saluto al tuo ospite, splendide canzoni, sei stato convalidato. Lo ringrazio molto e lo saluto. Brano numero 2, sempre cantato dal vivo. Qui addirittura entriamo nel mondo delle fiabe, Alice nel Paese delle Meraviglie. Della letteratura anche, perché certo. Chi l'ha scritto era un vero e proprio genio, oltre a essere un matematico, quindi è strano anche che abbia scritto un lavoro di fantasia un matematico. Sai qual è la curiosità? Tutti sanno chi è, che cos'è Alice nel Paese delle Meraviglie, i film, il libro, pochi ricordano il nome dell'autore. Lui si chiamava Lewis Carroll, era un insegnante di matematica e ha scritto questo libro per fare compagnia, rallegrare delle bambine che lui, figlie di un suo amico, che lui portava spesso in gita in un lago, in canoa, e ha scritto questo libro qui per loro, tant'è vero che una delle due bambine si chiamava Alice. Però oltre a essere, non è solo un ingenuo libro di fantasia, perché dentro ci ha messo un po' di tutto e secondo me ci ha messo qualcosa di matematica, qualcosa di logica, potrebbe essere studiato anche nelle scuole. Diciamo che addentriamoci pure, perché è anche, come Pinocchio, un libro che viaggia molto a livello esoterico del simbolismo. Esatto. Ok? Quindi siamo tutti curiosi, nuovamente curiosi, di sentire allora la tua Alice nel Paese delle Meraviglie, e poi ci racconti come ti è nata questa idea, tanto da inserire questo brano nel concept album. Non andare in quel buco, ci troverai solo guai. Tu non sei né un coniglio né un bruco, che sei non lo sai. In uno specchio opaco c'è solo il riflesso di quel che vorrai. Questo mondo ti ha già stufato, è un posto sbagliato e lo sai. E le cose non hanno né capo né coda, il pensiero è una bomba disinnescata in attesa che esploda. Cadrai all'infinito se solo ti sporgerai. Questo mondo ti ha già tradito, è un posto di pazzi, e lo sai. Se ti invito a prendere un tè potrai dirmi qualcosa di te. Io cambio il giorno cappello senza sapere il perché. E di tutte le facce che ho nemmeno una mi piace, però sono matto e amo ballare. Resta con me per un valzer, solo un altro po'.
dei buoni consigli, però poi non li seguirai, perché in fondo tu assomigli alle scelte sbagliate che fai. E se in tutto c'è una morale, la ritrovi dietro una porta, puoi aprirla, non farà male, però in fondo a te non importa. Tu rincorri chi è sempre in ritardo, ma poi vieni comprata dai fiori, ma lo sai che la vita è un azzardo e ti fingi regina di cuori. E c'è chi ti giura per sempre questo folle e labile mondo, ma per quanto tempo? Per sempre. A volte dura soltanto un secondo. Se ti invito a prendere un tè, potrai dirmi qualcosa di te. Io cambio ogni giorno cappello senza sapere il perché, e di tutte le facce che ho nemmeno una mi piace, però sono matto e amo ballare. Resta con me per un valzer, solo un altro po'. Grazie. Allora, un applauso ci sta. Complimenti, veramente, bellissima anche questa. Questa sono tutte figlie mie, ma questa è una delle mie preferite. In realtà è nato dopo una delle mie crisi creative. Ogni tanto non riesco a scrivere per un certo periodo e poi mi esplode qualcosa. E di solito mi preoccupo anche, poi fortunatamente sono sempre riuscito a uscirne con una canzone. E ho preso spunto da un libro che mi è sempre piaciuto tanto, e secondo me c'è anche un parallelismo con quello che può essere l'esperienza di una ragazza, di un ragazzo e di una ragazza in questo caso, al giorno d'oggi, con le sue insicurezze che magari erano le stesse che aveva Alice, con la sua voglia di scoprire il mondo. Potrebbe sembrare che non c'entra molto con col concept album, e in effetti questa è forse quella che c'entra un po' meno, ma la verità è che io sto provando a scrivere un libro sulla storia di Mister Nessuno. Non è una cosa facile, perché ho sempre scritto solo canzoni, e in questa canzone mi immagino che ci sia un cappellaio matto che parla, e non lui, quindi non Mister Nessuno, e questo cappellaio matto potrebbe essere uno dei suoi primi incontri. Ok, ci siamo. Devo dirti che qui, ma sempre come complimento, nel senso, hai anche toccato questa vibrazione, un po' di Bennato ci sta. Anche lui mi piace molto. Visto e soprattutto il tema fiabesco anche, no? del riportare Sì. a proprio sentire, nel senso adattarlo al giorno d'oggi, quale potrebbe essere il significato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Beh, come dicevo prima, adattato al giorno d'oggi potrebbe essere una canzone che riflette le insicurezze di un adolescente, e quindi con i vari, tra virgolette, fallimenti a cui può andare incontro, ma più che fallimenti, con le varie insicurezze. Io ti leggo appunto i messaggi che nel frattempo sono arrivati e stanno arrivando. Torna a salutarci il nostro amico Filippo, che dice: il problema di oggi è che la maggior parte dei cantanti non racconta nulla della vita, mentre i veri cantautori sanno rappresentare la realtà in maniera ironica, ma sempre realistica. Grandissimo. È un complimento che mi fa tanto piacere, e io condivido la sua analisi. Ognuno fa il suo, ognuno ha un suo genere, ognuno racconta qualcosa, però io faccio sempre più fatica nel ritrovare delle storie che hanno anche un'origine più studiata, diciamo, come analizzava lui prima. Non a caso oggi, eccezione alla regola, ho iniziato non con la sigla, anche per quanto nuova sigla, ma ho iniziato con Cult of Personality dei Living Colour, proprio per, diciamo, enfatizzare, evidenziare, sottolineare questa ricerca della propria icona, del voler imitare a tutti i costi quel qualcuno, quindi emergere, ma solo per un discorso effimero di ego, un qualcosa che dopo si spegne e non ha lasciato nulla. È un mondo che va veloce, velocissimo, e c'è poco tempo, cioè, ci stanno dicendo che c'è poco tempo per fermarci a riflettere, ma non è così. Fermarci a raccontare. Secondo me un disco o qualsiasi opera artistica va interiorizzato, gli va dato tempo, va ascoltato con calma. Io sono
per una direzione che è completamente l'opposto di quello che sta andando oggi. E siamo anche noi sulla stessa lunghezza d'onda. Bisogna avere la capacità di ritagliarsi il proprio spazio-tempo, di ascoltarsi, sviluppare un dialogo interiore, ma non solo a livello mentale, a livello di cuore, di anima, Certo. di emozioni. Questo appunto è crescere, vivere la vita, viversi la vita apprezzando le cose, apprezzando anche l'incontro con l'altro. L'incontro con l'altro è anche incontrarlo attraverso una forma d'arte, non Certo. necessariamente personalmente. Noi siamo prontissimi per il terzo brano che ci hai portato oggi, una sorpresa dopo l'altra. Il titolo di questo brano ha un richiamo, dopo ne parliamo, adesso lo sentiamo cantare dalla tua viva voce. Annie's Song. There's a purple sunset behind the sea, and your smile and this word in peace. I dream your door eyes could be the key for words and abuse finally cease. And I feel that my dream is the sweetest thing. And if this dream was true, I'd not move stars in the sky to say I love you. But now I know we can all improve, 'cause the wonders have left a clue. And I'm sure you're the sweetest thing I've ever seen. I'll sing these words that the moon will put aside. I'll ask the moon to stay on my side. I will see tonight so blue, I'm not afraid to dive in. If I'm falling with you, only love could save us, it's true. Oh Annie, it's so easy to say I love you. I'd like to give you a better world, where love is love in all its forms, a place without any walls, where we can be who we really are. 'Cause it's your heartbeat that makes me breathe. I'll sing these words that the wind will put aside. I'll ask the moon to stay on my side. I will see tonight so blue, I'm not afraid to dive in. If I'm falling with you, only love could save the world, it's true. Oh Annie, it's so easy to say I love you. I will see tonight so blue, I'm not afraid to dive in. I wanna fall in with you, only love could save us, it's true. Annie, it's so easy to say I love you. I love you. And you know, my darling, from here to the end, you know that I love you. Annie's Song for a Better World, Questo una è ballata, il una titolo ballata. originale. Sì, sì, sì. È una canzone a cui sono legatissimo e che mi è venuta fuori in una situazione stranissima, perché erano le 4-5 del mattino e io non riuscivo a dormire e avevo questa cosa in testa e mi sono alzato e in 10 minuti mi è venuta fuori e è strano. È nata in inglese e ho deciso che doveva restare in inglese.
La similarità appunto non è voluta con John Denver e la sua Annie's Song. No, io non sapevo neanche che esistesse una canzone con questo titolo. Tant'è vero che il titolo originale era Annie's Song, tra parentesi, For a Better World. Sembra che le parentesi e altri segni tipo questi, insomma, non siano molto apprezzati nei titoli delle canzoni, quindi è rimasta Annie's Song. Posso dire a tutti questi amici che mi stanno gratificando e per me è una cosa importantissima dove trovarmi, dove ascoltare le mie canzoni. Io ho una pagina Facebook e una pagina Instagram che aggiorno per le cose importanti, diciamo che non ne abuso, ecco. E poi le mie canzoni si possono ascoltare su YouTube, si possono ascoltare su Spotify, qualcuno potrebbe avere Deezer, su YouTube Music, su iTunes, e su YouTube trovate anche i miei videoclip, non di queste canzoni ma delle canzoni che ho fatto in passato, se vi va di ascoltarle, di scrivermi le vostre impressioni. Io rispondo a tutti molto volentieri, perché per me è sempre utile un confronto, anche per scrivere nuove canzoni. Allora io ti chiedo solo un'ultimissima cosa come saluto finale per i nostri ascoltatori, un messaggio, un qualcosa che ti viene dal cuore che vuoi condividere sul adesso, anche un suggerimento, quello che ti senti. Dirò una cosa che non c'entra molto con la musica probabilmente, però ascoltate, anzi ci metto dentro anche la musica, ascoltate bella musica, anche musica dal passato, musica un po' più riflessiva, e fatelo insieme alle persone che volete bene e non con le cuffie del cellulare. Grazie di cuore caro Riccardo e a prestissimo, alla prossima. Grazie a te.